Marsupio è picchiata selvaggiamente da due uomini in scooter, ancora sotto shock la quarantenne aggredita a Ponzano, il video dei banditi pochi secondi prima dello scippo. Il giorno del dolore a Loreggia, dove si sono svolti i funerali di Lorenzo Cristea, il ventenne ucciso a coltellate fuori dalla discoteca di Castelfranco, il rombo delle auto e i palloncini bianchi per l'addio. L'elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori impegnati da mezzogiorno lungo il Sile nelle ricerche di un uomo dopo la segnalazione di un corpo in acqua arrivata verso mezzogiorno. Era accusato di minacce e violenze nei confronti degli anziani in una struttura di Vittorio Veneto. Dopo il reintegro del Tribunale di Treviso, il riesame sospende per un anno l'operatore sociosanitario. Nuova ondata di maltempo in Veneto e nella Marca. Forti temporali con vento e grandine, dichiarata dalla Protezione Civile regionale l'allerta gialla. Diffuse le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato il divieto di terzo mandato per i governatori di regione. Intanto la vice segreteria a Roberto Vannacci agita la Lega. Sport domani alle 21 a Cork in Irlanda, la sfida cruciale tra il Benetton Rugby e il Munster, in palio l'accesso ai play-off di United Rugby Championship. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso e dunque partiamo dallo scippo, violento scippo con una vera e propria aggressione subito da una quarantenne a Ponzano Veneto, donna rapinata del Marsupio, picchiata selvaggiamente da due uomini in scooter, è ancora sotto shock la vittima. Il fatto alle 4:30 di ieri pomeriggio mentre in bici percorreva a Ponzano via Schiavonesca. I video dei banditi pochi secondi prima dell'aggressione mostrano la dinamica dell'agguato. Ora è caccia ai rapinatori. Un'ora prima un altro scippo simile a Montebelluna. Ho scombussolato. Sì, ho dei momenti dove si mi prende un po' tanto. Aggredita e picchiata selvaggiamente da due scippatori, è ancora molto scossa la donna di 40 anni, vittima della brutale rapina in via Schiavonesca a Ponzano. La signora è in bici e percorre la strada da Barruchella verso la scuola Gastaldo. La scena immortalata dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni della zona. Pochi istanti dopo si vede uno scooter grigio scuro con in sella due uomini. Entrambi indossano tute nere e casco integrale grigio. Hanno appena incrociato la donna e l'hanno individuata come vittima perché invertono il senso di marcia nello slargo d'accesso ad una casa, ma prima di partire si fermano, uno scende e alza la targa. Pochi secondi dopo tentano di scippare dal cestino della bici il marsupio della signora, ma lei reagisce e trattiene il borsello, come ci racconta al telefono il compagno della donna. Lei ha afferrato il marsupio, in quell'istante si vede che il secondo erano in due sullo scooter. Non si vede che non se l'aspettava, è caduto indietro. Poi che lei non lasciava il marsupio, l'ha dato pugni e calci. Pugni e calci sferrati senza pietà alla testa, al corpo. La donna terrorizzata urla chiedendo aiuto. Ad udire le grida un'anziana residente proprio davanti al luogo dell'aggressione. Questa signora chiamava aiuto, aiuto, aiutatemi. Nel frattempo che io sono arrivata qui al cancello è arrivata una macchina, una signora e si è fermata. E così a me ha ricorso tutto a dare un fiato d'acqua e tutto quanto, per lavarle giù le mani, era piena di sangue dappertutto, perché non so se sia stato dal naso o dal zigomo che io avevo rotto, perché ha pestata, dato botte in testa. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 e di carabinieri che ora conducono le indagini sull'episodio. Dopo il pestaggio e la rapina, i due malviventi sono scappati a tutta velocità sullo scooter. Arrivati all'incrocio della scuola, sono stati notati da un testimone che ha sentito urlare "va di là" e li ha visti sfrecciare verso il bastone. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini della videosorveglianza ed indagano anche su un altro scippo con analoghe modalità verificatosi circa un'ora prima a Montebelluna, dove un uomo è stato rapinato del marsupio, non si sa se dagli stessi malviventi. E a Ponzano dopo questo episodio monta la paura durissimo, il sindaco Baseggio, intanto l'intera cittadinanza si mobilita per cercare video dei sistemi di videosorveglianza privati che assieme alle telecamere del comune possano aiutare a identificare questi rapinatori. E si sono fermati un attimo nella mia entrata, proprio davanti al mio cancello, come si vede dalle
telecamere e dopodiché hanno proseguito per la via Schiavonesca verso Scuole Campagna. Solo stamattina, quando i carabinieri le hanno suonato il campanello, la signora Lorenzina ha scoperto che le telecamere della sua abitazione avevano ripreso i 2 rapinatori poco prima del colpo, ma è l'intero paese sconvolto dall'accaduto che si sta mobilitando già da ieri sera, quando il sindaco di Ponzano, con un post durissimo, ha informato la cittadinanza della brutale aggressione alla quarantenne in via Schiavonesca. E io ieri sera ho postato in maniera anche forte un avviso alla cittadinanza, perché poi sono stato chiamato anche durante la notte da persone che volevano sapere all'incirca l'ora per poter vedere tutti i video anche privati di telecamere, per poter dare un aiuto, perché queste persone vanno prese e mi auguro che poi la giustizia faccia il suo corso. Nel mio post sono stato abbastanza duro, perché io credo che persone così meritino di prendere ciò che hanno dato, ma magari anche in maggiore dimensione, perché io credo che non è corretto che alla violenza si risponda con la violenza, ma non è possibile prendersela con delle persone inermi. Sconcerto per tanta violenza, e cresce la paura tra i cittadini. Alla trattoria Al Baston, dove ieri sera il compagno della vittima si è recato per chiedere se qualcuno avesse visto o ripreso gli aggressori, non si parla d'altro tra gli avventori e monta la rabbia. All'inizio sono rimasti sconcertati, perché non se l'aspettavano, cioè a scuole di campagna è impossibile. Eppure, e quindi hanno fatto un po' di solidarietà al marito della signora, nel senso che se avesse bisogno di qualsiasi cosa di farlo presente, che sarebbero stati in grado di aiutare per quanto possibile, però più di questo c'è un po' di rabbia, ecco, quella sì. Probabilmente se qualcuno poi parte, prima o poi succederà. E adesso ci spostiamo invece a Loreggia, dove si sono svolti i funerali di Lorenzo Cristea, il 20enne ucciso a coltellate fuori dalla discoteca di Castelfranco Veneto. Tantissimi gli amici accanto alla mamma e al papà di Lorenzo, che lo hanno salutato con un commosso lancio di palloncini bianchi. È il silenzio interrotto dalle lacrime a salutare l'arrivo della bara di Lorenzo Cristea nella chiesa ortodossa di Loreggia. Il tempo si ferma. Oltre 1000 persone e tantissimi giovani sono lì per lui. A Loreggia arrivano il papà e la mamma di Lorenzo, una veletta nera sul capo, gli occhi gonfi di lacrime. Su rombanti bolidi giungono gli amici più stretti, anche Alessandro Bortolami, ferito durante la rissa fatale per Lorenzo e appena dimesso dall'ospedale. Tanti hanno candele in mano, accese in ricordo del giovane. Alcuni portano fiori. Sono i sacerdoti di Loreggia, Villanova, Castelfranco Veneto e Noale a celebrare il funerale. Ai canti si alternano le preghiere. Al termine del rito, il saluto del celebrante, che invita i giovani a fare uscire solo il loro amore e a fermare ogni violenza. La cugina ricorda il Lorenzo Solare e, pensando al 4 maggio, prega: mi auguro che quello che è accaduto quella notte non accada mai più. Ultimo a salutare Lorenzo, uno degli amici. Sempre pronto a sdrammatizzare, a prenderci in giro, a farci ridere anche quando non avevamo voglia. Nessuno parla dell'indagine, solo lacrime e dolore nella chiesa ortodossa, dove in tanti si stringono alla famiglia, amici, parenti, con loro le sindache di Loreggia e Trebaseleghe e la vice sindaca di Castelfranco Veneto, con il consigliere regionale Sandonà. Sul sagrato, commosso, il saluto affidato a frasi come questa: sei sempre nel nostro cuore, scritte con i pennarelli neri su palloncini bianchi che vengono lanciati in cielo. È il rombo dei motori, con i poster dei momenti felici vissuti con l'amico, a salutare Lorenzo Cristea. Il suo corpo riposerà nel cimitero di Borgoricco. Ancora la cronaca: era accusato di minacce e violenze nei confronti degli anziani in una struttura di Vittorio Veneto. Dopo il reintegro è stato invece sospeso per 1 anno questo operatore sanitario, con decisione del Tribunale del Riesame.
Gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati contestati. È con questa motivazione che il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta della misura cautelare presentata dal sostituto procuratore per l'operatore socio-sanitario dipendente dell'IPAB Malanotti di Vittorio Veneto, accusato di condotte vessatorie, minacciose e sopraffazioni nei confronti di anziani ospiti della struttura e a lui affidati. La misura arriva dopo il rigetto da parte del GIP del Tribunale di Treviso che, pur riconoscendo gli indizi di colpevolezza, aveva in parte scagionato l'operatore facendolo reintegrare sul posto di lavoro. Sono 15 i casi di violenze e maltrattamenti registrati e da lui perpetrati. I fatti risalgono allo scorso anno. Dai carabinieri sono stati presi in esame testimonianze di vessazioni fisiche, verbali e materiali audio-video che incastrano l'OS. Con la decisione è stato sospeso dall'esercizio per 1 anno. Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente stradale che si è registrato questa mattina alle 7 a Gorgo al Monticano, dove all'altezza di un semaforo sulla strada principale un'auto si è letteralmente capovolta, la vedete, urtato anche un altro mezzo. Il forte rumore è stato avvertito in tutta la zona, pesanti disagi al traffico, sul posto operatori del SUEM 118 e forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Per la ragazza alla guida dell'auto capovolta una frattura al bacino. E tutta la comunità di Orsago si è stretta oggi attorno alla famiglia Morello nel giorno dei funerali del giovane Filippo, morto a 22 anni il 1° maggio durante una gara di motocross nel Goriziano. Toccante la descrizione che mamma Daniela e il papà Piero hanno fatto del figlio all'inizio della funzione. Se pensiamo a Filippo, ricordiamo il suo sorriso, la sua gentilezza e disponibilità ad aiutare gli altri. Siamo orgogliosi di averlo avuto come figlio. Queste parole di mamma Daniela e papà Piero, lette dal parroco Don Claudio Carniel, hanno dato inizio ai funerali di Filippo Morello, il 22enne di Orsago, morto il 1° maggio durante una gara di motocross nel Goriziano. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità ai piedi del Cansiglio, con la chiesa parrocchiale che non ha potuto contenere i tanti, soprattutto giovani, che hanno voluto dare l'ultimo saluto al loro coetaneo dalle tante qualità. Lascia a tutti un vuoto enorme. Era un bravo ragazzo che amava la vita, amava divertirsi, amava imparare, sperimentare. Metteva passione in tutto quello che faceva. E vogliamo ricordarlo così, con la felicità nel cuore. Una perdita dolorosa per tutta la comunità, come ha voluto sottolineare il parroco con queste parole. Venendo a mancare lui, vi mancherà un pezzo della vostra vita. La morte di un giovane provoca uno strappo forte, se poi anche improvvisa, ci lascia come storditi. Non si era ancora sviluppata in pieno tutta la potenzialità di bene che Filippo ha manifestato, ma i segni del suo passaggio sono ben visibili e riconoscibili in voi, nelle persone che ha avuto accanto. E proprio queste persone, al termine della celebrazione, hanno voluto salutarlo, ad iniziare dalle amicizie di infanzia ricordate davanti alla bara. Caro Filippo, quando ci siamo conosciuti siamo entrati subito in sintonia. Avevamo 11 anni ed una miriade di passioni in comune, perché Filippo era anche e soprattutto, e devo dirlo come ce lo dicevamo io e lui per darci la carica, motocross. Io ti ho conosciuto alle medie e fin dalle medie hai sempre visto le moto e parlato delle moto come la tua grande passione. E nella commozione generale, prima dell'ultimo viaggio al cimitero di Orsago, la sintesi della vita di Filippo Morello l'hanno tracciata i colleghi di lavoro. Ci hai fatto ricordare che ci è concesso stare su questa terra per un tempo limitato, che ogni giorno è prezioso, come sia importante coltivare amicizie e rapporti sani, che è importante sorridere alla vita e agli altri, che rimarranno le azioni fatte e l'aver saputo donarsi in maniera sincera. Ci manchi tantissimo. Ciao Pippo.
L'elicottero dei Vigili del Fuoco per ore ha sorvolato oggi l'area del Sile sopra Silea nella zona di Via Alzaia della Restera. Intorno alle 12 infatti dei testimoni hanno riferito di aver sentito il rumore di un tuffo e subito dopo aver visto un corpo in acqua. Incessanti le ricerche dei sommozzatori che con i gommoni stanno scandagliando l'area. Ad ora le ricerche hanno portato al ritrovamento di un paio di scarpe da uomo in prossimità della zona in cui è stato visto a galleggiare questa persona. Si sta cercando di capire se ci siano delle denunce di scomparsa di qualche residente della zona limitrofa. È una nuova fase di instabilità quella che si sta abbattendo dal tardo pomeriggio di oggi sul Veneto e sulla Marca trevigiana. Parliamo di maltempo previsti su tutta la regione, rovesci e temporali sparsi, prima sulle prealpi e poi in pianura saranno possibili fenomeni localmente intensi fino alla mezzanotte nella zona, in particolare tra Pedemontana e pianura, forti rovesci, raffiche di vento, locali grandinate. Data la situazione, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica gialla per temporali su tutto il territorio regionale, valido come detto fino alla mezzanotte. La politica ora diffuse oggi le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale con cui si è confermato il divieto di terzo mandato per i presidenti di regione. Intanto Luca Zaia a Roma ha partecipato al Consiglio federale della Lega e tra i nodi c'è la vice segreteria a Roberto Vannacci. È una prerogativa del segretario scegliersi vice e mi fermo qui, nel senso che non è che cambio identità in base ai vice segretari, cioè penso che noi abbiamo una missione che è quella di rappresentare le diverse identità di questo Paese. Vannacci o non Vannacci, Luca Zaia dice di rimanere leghista nel DNA e lo fa parlando da Roma tra un appuntamento e l'altro, su tutti quello del Consiglio federale della Lega, e questo nel giorno in cui dalla consulta arrivano le motivazioni della sentenza sullo stop al terzo mandato, divieto che viene ribadito è subito vincolante. Non servono per intendersi leggi applicative né nazionali né regionali in quanto principio fondamentale. Inevitabile quindi per i giornalisti, anche romani, chiedere al diretto interessato cosa c'è nel suo futuro immediato, visto che si voterà in autunno. In Lega c'è un mantra, il militante è sempre pronto dall'alba al tramonto. Le riserve per il governatore uscente saranno sciolte al momento debito, per ora nessun commento se non laconico anche alla candidatura di Flavio Tosi come presidente avanzata da Forza Italia. Io non leggo assolutamente a provocazione, nel senso che non mi occupo di questo, saranno le segreterie a confrontarsi su questo, poi io dirò la mia opinione alla fine come penso sia logico. Zaia che però rilancia sul fine vita ed entra a gamba tesa sugli imminenti referendum. E ricordiamo ai cittadini che perché il referendum passi bisogna che ci siano il 50% più degli elettori che ci vada, e allora il referendum è valido. Quindi io non parteciperò alla formazione del quorum, come hanno fatto loro per altre cose, ad esempio per il mio referendum per l'autonomia. Ma le partite sono molteplici, ancora aperta quella sulla possibilità di terzo mandato per gli assessori regionali, che passa invece per i capoluoghi di regione. Il presidente Zaia e il segretario Stefani hanno detto che si deve togliere il limite dei 2 mandati agli assessori. Io sono abituato a prendere in parola quanto mi viene detto, sono uomini di parola e quindi per quanto mi riguarda verrà sicuramente tolto. Quanto al generale delle polemiche, bulldog marcato, più che telegrafico, è lapidario. Io su Vannacci non spreco neanche un secondo della mia vita. Parliamo di lavoro adesso. Fra 12 anni in Veneto potrebbero mancare oltre 400.000 lavoratori. È l'allarme della CISL che a Mogliano ha aperto il suo congresso regionale Sanità e residenzialità, i nodi da affrontare, soddisfazione per la legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese. In Veneto i costi crescono, la casa, l'offerta si riduce, i giovani e le famiglie fanno sempre più fatica ad accedere all'abitazione. Serve un piano regionale per l'abitare.
Residenzialità ma anche sanità. Da Mogliano Veneto il segretario regionale della CISL chiede più coraggio di fronte a quello che ormai da tempo viene definito inverno demografico. Fra 12 anni il Veneto potrebbe perdere fino a 467.000 lavoratori. Invertire la rotta è la priorità, anche tassando i grandi capitali. Per Paglini una questione di giustizia sociale. Chiediamo un riequilibrio della tassazione. Oggi abbiamo le rendite finanziarie tassate al 26% e il lavoro, chi va a lavorare paga con l'aliquota marginale al 50%. Mi pare un po' squilibrata questa cosa. Peraltro il gettito IRPEF in Italia lo pagano pensionati e lavoratori dipendenti al 95%. Riequilibrio che non può non passare per precise scelte di finanza pubblica. L'assessore regionale allo sviluppo economico non ha dubbi. Immaginare di liberare risorse per aumentare la capacità di questo Paese su questioni belliche di fronte a una questione sociosanitaria che è del tutto evidente, io ci penserei 10 volte. C'è poi il fronte interno dell'autonomia, riforma che la CISL promuove, ma serve un nuovo approccio. L'autonomia e il federalismo significa garantire che i sistemi che producono continuino a crescere, a generare ricchezza da distribuire a tutto il Paese. Non significa appropriarsi di risorse sottraendole alle altre parti del Paese. Quindi crediamo che l'autonomia e il federalismo fiscale devono essere narrati diversamente. E questo all'indomani di un passaggio storico per il sindacato, l'approvazione al Senato della legge sulla partecipazione diretta dei lavoratori nella gestione delle imprese, dall'acquisizione di quote all'ingresso nel CDA, passando per il modello tedesco che prevede comitati di sorveglianza. I lavoratori avranno una prospettiva diversa, potranno partecipare all'esperienza delle proprie attività produttive, potrà essere rafforzata, anzi sarà sicuramente rafforzata la contrattazione. E poi c'è invece l'accordo quadriennale stipulato da Confindustria Veneto Est a disposizione delle aziende 20 miliardi di euro per investimenti nella crescita, nella transizione ecologica e nell'innovazione. Grazie. Firmato un accordo tra Confindustria Veneto Est e Intesa San Paolo che porterà 20 miliardi di euro da oggi al 2028 alle imprese della nostra regione che potranno utilizzare questi soldi per investirli in innovazione e credito in un momento complesso ed incerto per le aziende. Sostenere le aziende negli investimenti che oggi sono quanto mai necessari per affrontare questa transizione tecnologica e di sostenibilità che le imprese debbono affrontare per stare nel mercato. Un protocollo presentato nella sede padovana di Confindustria Veneto Est che vincola i finanziamenti a 3 indirizzi: trasformazione digitale, transizione sostenibile e solidità finanziaria. Certamente c'è un tema relativamente ai temi energetici, quindi l'approvvigionamento di fonti energetiche a costi che siano compatibili poi con quelli che sono gli aspetti della produzione, quindi questo è un aspetto importante, quindi questa transizione energetica. Tantissimo il tema di riconfigurazione, qua nel Veneto abbiamo tante imprese esportatrici e quindi riconfigurazione anche delle geografie dove andare ad esportare e anche le catene del valore nelle quali andare a inserirsi. Grande attenzione da parte di Confindustria Veneto Est per lo sviluppo digitale delle aziende del territorio. Digitalizzazione, questi sono tutti temi, intelligenza artificiali, sono tutti temi che le imprese devono attrezzarsi, organizzarsi, perché se così fanno potrebbero diventare anche opportunità di crescita per le aziende. Se non sono strutturate per affrontare questi temi potrebbero essere penalizzate le aziende. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, torniamo in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Una carrozza con 20 cavalli accompagnerà per l'ultimo saluto il feretro di Carlo Durigon, per tutti, Carletto a Erode, dal nome della sua storica trattoria. I funerali dell'83enne mancato domenica scorsa saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Paese. Al termine della celebrazione cavalli e carrozza accompagneranno il feretro al cimitero. Sul sagrato le canzoni di Andrea Bocelli. A lungo attivo nel mondo del volontariato e della solidarietà,
Durigon, vedovo dal 2018, lascia le figlie Romina e Laura, il nipote Samuele e il fratello Roberto. Ora a Castelfranco voltiamo pagina per una curiosità, una novità: estesi i poteri degli ausiliari della sosta in città. Il sindaco Stefano Marcon ha firmato un provvedimento in base al quale gli ausiliari non saranno più limitati al controllo del corretto pagamento della sosta nelle aree blu, ma potranno accertare anche le violazioni al codice della strada relative alla sosta irregolare nelle aree limitrofe a quelle di loro competenza. Tra queste rientrano ad esempio la sosta in aree vietate, sui marciapiedi o negli stalli riservati ai disabili. Un provvedimento, ha commentato proprio il sindaco Marcon, che rappresenta una misura di buon senso e consente di razionalizzare i controlli sul territorio, contrastando in modo più efficace i comportamenti scorretti. E oggi è partito anche l'allestimento, l'imponente allestimento dei palchi per la DJ 10 di domenica in città a Treviso, parcheggio del patinodromo chiuso fino a lunedì, in mattinata rimosse dalla polizia locale 11 auto che erano ancora parcheggiate, nel giorno della corsa soste vietate e traffico bloccato nel centro cittadino. 2 giorni per allestire, circa 1 per smantellare. Il parcheggio gratuito del patinodromo riaprirà lunedì 19. I lavori per costruire il palco principale, stand e aree dedicate alla DJ 10 sono cominciati. Nonostante i cartelli, sono 11 le macchine che per l'avvio dei lavori sono state rimosse dai carro attrezzi. Un numero elevato, fa sapere il comandante della locale Antonello, che ha rallentato l'inizio del cantiere. Intanto in città cresce l'attesa per la DJ 10, che porterà a Treviso circa 15.000 persone. Divieti di sosta, strade chiuse, il centro città sarà off limits. I primi divieti in vigore già da sabato, ma sarà domenica la giornata clou. Dall'1 di notte fino a mezzogiorno sosta vietata in tutte le strade toccate dalla corsa, che comprende il centro e le principali arterie. Sarà vietata inoltre la circolazione durante la manifestazione in viale Vittorio Veneto, interdetti i varchi d'accesso al centro dal PUT. Traffico fermo dalle 8:30 alle 11 anche in viale Cairoli, Oberdan, Trento e Trieste. Bloccata anche via Roma tra Piazzale Duca d'Aosta e Ponte San Martino. Per facilitare l'arrivo dei partecipanti, MOM ha attivato un servizio di navetta gratuito in partenza dal parcheggio di Sant'Artemio e dal mercato ortofrutticolo. E torna a Treviso anche il Festival Roba da Matti, la rassegna che intreccia arte, cultura e salute mentale. Serve per far conoscere realmente alle persone che cos'è la salute mentale, perché non è solo malattia, ma è proprio salute. Parlare di salute mentale attraverso il linguaggio della cultura e della partecipazione. Torna la 9ª edizione del Festival Robe da Matti, promosso dalla cooperativa sociale Solco, che collabora con le realtà economiche e imprenditoriali del territorio, offrendo percorsi occupazionali a persone in situazioni di difficoltà e disagio psichico. Follia necessaria, il tema della rassegna di quest'anno, un'espressione che racchiude il senso del festival, ovvero la spinta creativa e folle che diventa motore di trasformazione sociale, culturale e umana. Ancora troppi gli stereotipi, lo stigma ancora presente. L'impegno della cooperativa è dimostrare quello che apparentemente non si può fare. Quindi quello che può fare un lavoratore con una disabilità, quindi può lavorare, e di che cosa si può parlare ad una piazza, che è quello di parlare di salute mentale. Il punto di partenza è la dignità e mettere al centro la persona. Valorizzare il talento, non tra virgolette il difetto, è quello che ci spinge ogni giorno con 1000 difficoltà ad essere qui in prima linea. Il primo passaggio fondamentale è quello di avere un ruolo diverso, quindi quello di essere lavoratore è fondamentale, perché così puoi avere un ruolo nella società che non è solo quello di essere malato, ma è quello di avere un lavoro, di avere un reddito, di avere delle relazioni. Gli appuntamenti in cartellone sono il 16 maggio con l'anticipazione, il 6, 13 e 16 giugno con gli spettacoli teatrali. Raccogliendo la sfida lanciata lo scorso anno dal sindaco Mario Conte, la conferenza stampa di presentazione del festival è stata organizzata all'interno della cooperativa, dove ogni giorno persone con fragilità imparano un mestiere e gettano le basi per il loro futuro. 300 coloro che in questi anni hanno intrapreso un percorso di inserimento lavorativo, una ventina ha trovato collocazione. Sempre più solida in tal senso la collaborazione con Confindustria Veneto Est.
Confindustria Veneto Est crede nei valori fondamentali che anche da Solco vengono portati avanti, come quello del lavoro, come diritto della persona, chiunque essa sia, ma soprattutto anche dei temi di sostenibilità sociale come quello dell'inclusione e delle pari opportunità. Siamo allo sport perché è una sfida cruciale quella che attende domani sera il Benetton Rugby in campionato. La vittoria contro Glasgow è servita molto al morale della squadra e arrivavamo da una settimana difficile dal Sudafrica che non era andato molto bene, soprattutto l'ultima partita, e quindi siamo arrivati carichi assolutamente e questa vittoria ci è servita per insomma iniziare bene questa settimana. Il 33-7 contro gli scozzesi del Glasgow è servito almeno in parte a lasciarsi alle spalle il 56-5 rimediato dai biancoverdi di Bortolami contro gli Stormers. La ritrovata fiducia va ora convogliata nella sfida al Virgin Media Park di Cork in Irlanda. Quella contro il Munster è l'ultima giornata di regular season, turno decisivo di campionato per l'accesso ai play-off. Venerdì sarà una finale e noi abbiamo il mindset ovviamente di vincere perché è quello l'obiettivo e servirà riproporre una grande prestazione in attacco e in difesa come abbiamo fatto questa settimana. A livello tattico noi ci concentreremo ovviamente come sempre sulla disciplina soprattutto perché fuori casa è sempre difficile, ma se saremo disciplinati sarà un po' più facile, dovremo riuscire a portare la partita dal nostro gioco. Benetton ha 46 punti, settimo in classifica, stessi punti per il Munster che è invece ottavo, l'ultima posizione disponibile per accedere ai play-off. Restano da assegnare 3 posti. Scontro cruciale, lo storico tra le due formazioni pende a favore degli irlandesi, ma nell'ultima sfida disputata, dell'autunno di 2 anni fa, finì pari 13-13. Una partita che vale dunque una stagione altalenante per Treviso nei risultati delle singole sfide, ma che ha portato un risultato storico per i leoni trevigiani, l'approdo agli ottavi di Coppa, avventura terminata contro i francesi del Castres. In campionato l'ultima parola è ancora da dire, contro gli irlandesi il Benetton dovrà dare tutto. È una partita da dentro e fuori per noi e per loro e quindi sarà fondamentale arrivare carichi e con la grinta giusta. E ora andiamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Partiamo dalla cronaca e dai 130.000 euro di multe a 12 imprese attive nel settore dell'edilizia, combinate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro che ha eseguito in tutta la provincia bellunese controlli in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da Agordo a Setteville, passando per Feltre, Pieve di Cadore e Cortina, controlli estesi dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro con la collaborazione dell'Arma Territoriale sono stati eseguiti nelle ultime settimane nei confronti di aziende operanti principalmente nel settore dell'edilizia. Gli accertamenti però hanno interessato anche pubblici esercizi, commercio e industria manifatturiera. Al centro dell'attività ispettiva la verifica della regolare occupazione dei lavoratori, oltre al rispetto della norma in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I risultati sono stati puntuali. A Feltre è stata sospesa l'attività di un negozio di rivendita di biciclette per avere impiegato in nero un lavoratore privo di qualsiasi copertura assicurativa e previdenziale. Durante l'accertamento l'uomo è stato individuato dai militari nell'officina del negozio mentre svolgeva mansioni di riparazione di biciclette. Numerose le violazioni in tema di sicurezza riscontrate complessivamente in 12 aziende, tra cui 3 cantieri edili, 2 officine meccaniche, 3 esercizi commerciali, un centro estetico, 2 aziende manifatturiere e un bar. Tra le sanzioni contestate, l'omessa formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata individuazione del preposto, l'omessa formazione dei lavoratori e conseguentemente la mancata sorveglianza sanitaria. Complessivamente le sanzioni combinate ammontano a circa 130.000 euro. Le violazioni, hanno precisato in giornata i carabinieri del comando provinciale di Belluno, non sono riconducibili a cantieri edili legati alle Olimpiadi.
Parliamo di sicurezza stradale. Da anni l'amministrazione provinciale di Belluno ignora l'obbligo di predisporre i piani di sicurezza extraurbani per la statale 51 di Alemagna, arteria strategica che accoglierà il traffico delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Lo scrive l'associazione Altvelox, che ha presentato una nuova denuncia formale contro il presidente Roberto Padrine e il prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton, ritenuti responsabili di gravi e per ora presunte omissioni. Nel sito di Altvelox vengono richiamati gli accertamenti normativi che si riferiscono alle disposizioni del codice della strada. A ore invece la decisione del sindaco di Belluno sulla richiesta di rimpasto di giunta, tutti in attesa dell'esito della riunione di questa sera che si annuncia definitiva. Rimpasto sì, rimpasto no. A Belluno se ne parla non da giorni ma da settimane. C'è chi spinge e chi si mette su posizioni attendiste. Io ho sempre ritenuto che la giunta in mano al sindaco, il sindaco ha legittimamente il diritto anche di pensare ad un eventuale rimpasto se è necessario. Io ad Oscar ho dato un consiglio che è sicuramente quello di pensarci prima, ma se lui ha i motivi buoni per farlo, lo deve fare. Se i civici fanno pressione e i nomi degli assessori che circolano sono almeno 3, se non 4, la Lega fa invece quadrato sul sindaco e sul suo assessore. Niente di strano sostanzialmente. Certo è che in questo momento bisogna dire che i due partiti, Lega e Fratelli d'Italia, stanno facendo bene il loro lavoro, stiamo ottenendo la maggioranza perché siamo convinti che questo sindaco vada aiutato e quindi a mio parere bisognerebbe arrivare alla fine del mandato senza ulteriori scossoni. Un rimpasto di giunta ci può stare. Buone notizie invece per la protezione civile di Belluno, è arrivato un nuovo mezzo che amplia la tipologia di quelli già a disposizione. Un mezzo praticamente nuovo per la protezione civile di Belluno. Sì, è l'ennesima ciliegina sulla torta. Abbiamo partecipato a questo bando che metteva a disposizione dei mezzi della colonna regionale. Fortunatamente siamo arrivati primi, abbiamo potuto scegliere e in questo caso abbiamo scelto questo Ducato cassonato che vedete che è molto utile per qualsiasi tipo di intervento. I mezzi a disposizione fino a ieri erano 5, di cui alcuni piuttosto datati. Ora diventano 6, con una variazione nelle tipologie che permette di meglio rispondere alle diverse evenienze a seconda delle circostanze cui la protezione civile si può vedere costretta a dover dare risposta. La Regione ci ha elargito circa 160-170 mila euro nei vari contributi che abbiamo chiesto. Abbiamo avuto il contributo per l'altro mezzo, circa 40 mila euro, cofinanziati dal Comune con quasi altrettanto, perché questi mezzi costano molto perché devono essere allestiti per la protezione civile. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco le previsioni del tempo, una buona serata, arrivederci.